Salve ragazzi, sono Riccardo e adesso vi racconterò una storia. Un anno fa organizzai un viaggio in Francia con dei miei amici perché volevamo assaggiare il pane lungo. Io, Paolo e Tommaso andammo in aereo e incontrammo un simpatico vecchio che ci fece vedere come riusciva a lanciare le scarpe al pilota senza che la hostess lo sgridasse. Arrivati in Francia andammo subito a vedere l'edificio appuntito. Muovendo la macchina fotografica, Paolo ebbe la brillante idea di usare il registratore per descrivere quello che vedevamo per sostituire le foto. Dopo aver passato la mattina a guardare la Francia, entrammo in un albergo per chiedere indicazioni per trovare un hotel in zona e passare la notte. Immediatamente l'uomo francese si rovesciò una pila di secchi di vernice rossa addosso. La cosa fece talmente ridere la Francia che dei giudici diedero al nostro viaggio il massimo dei punteggi. Fu lanciato immediatamente un dado per decidere quante coppe avremmo portato a casa, ma per correttezza nei confronti dei due barboni francesi che dormivano sulla schiena di un nostro ex compagno di classe, preferimmo litigare con tutti e non farci mai più rivedere. Che carino!